furti nella Marca, confermato anche dal procuratore Martani, che parla di recrudescenza e di mancanza di risorse per gestire tutte le indagini. La situazione furti in corso parla di un più 30% di segnalazioni rispetto allo scorso anno. Mi hanno tolto la serenità le parole della farmacista Matilde Gariboldi Muschietti dopo la razzia in casa da 350.000 euro. La donna per qualche giorno si è trasferita lontana da Castelfranco. Continuano le indagini sulla tragica morte di Giulia Mauri, travolta e uccisa da un 24enne a Treviso. Il giovane non stava usando il cellulare, ha rivelato soffro di improvvisi svenimenti. Mentre in farmacia si accascia a terra, tragedia questa mattina a Postioma di Paese, nulla da fare per una 79enne di Trevignano. Trump stravince le elezioni e torna alla Casa Bianca. Le reazioni del mondo economico veneto, preoccupati per il ritorno di una politica dei dazi. Intanto Zaia dice ha vinto parlando al popolo, spiraglio per la pace, martella rispettiamo la democrazia, ma questo è un segnale per il mondo progressista. Il politologo Feltrin, dai presidenti repubblicani le politiche che non ti si aspetta. Cercano di vendere una casa all'insaputa dei veri proprietari, incassando dall'acquirente una caparra di 55.000 euro. La truffa a Montebelluna. Le scuole reinventano Treviso attraverso il celebre videogioco Minecraft, il progetto con 600 studenti coinvolti, iniziativa unica in Italia. La spettacolare cometa del secolo, passata il 15 ottobre nel cielo delle Dolomiti sopra il borgo di di Cadore, è la foto astronomica del giorno selezionata dalla NASA e scattata dalla bellunese Alessandra Masi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. E dunque a certificare un allarme furti sempre più alto nella Marca trevigiana è anche il procuratore di Treviso Marco Martani. Sentiamo. La Marca assediata dai ladri. La recrudescenza di furti è confermata anche dal procuratore di Treviso Marco Martani. Non un'unica banda, dice, ma più di una. Ladri sempre più sfrontati e coraggiosi. Agiscono in quartieri affollati e nonostante le telecamere. È la fotografia della criminalità che sta mietendo giorno dopo giorno nuove vittime. 4 furti registrati ieri a Monastier, 1 messo a segno. 4 tentati furti a Castelfranco, 2 messi a segno. Bottini stellari. Raid di furti segnalati a Roncade, Conegliano, Breda di Piave. La pila di denunce presentate ai carabinieri si allunga giorno dopo giorno, ma le risorse per le indagini sono poche. Cambierebbe, dice il procuratore Martani, se si mettessero in campo le stesse forze dispiegate per reati più gravi, come gli omicidi. A febbraio di quest'anno Martani parlava di 8 procedimenti archiviati su 10. A confermare l'escalation anche il sindaco di Castelfranco, comune teatro degli ultimi 2 furti milionari. Sono bande organizzate che tendono a fare questi colpi durante questa stagione, non solo a Castelfranco Veneto come si vede purtroppo, ma è diffusa questa pratica illegale. I consigli e i suggerimenti: cercare di evitare di tenere valori piuttosto che soldi in contanti in casa, perché sono bottini che pagano, fra virgolette, coloro che delinquono. Di risorse parla anche Marcon. I corpi di polizia locale, gli organici sono sempre più risicati e si ha difficoltà a garantire la sicurezza anche attraverso la polizia locale. Chi ha provato a quantificare questa recrudescenza è l'associazione Furti in Corso. Rispetto allo scorso anno, furti aumentati del 30%. A differenza dello scorso anno, nello stesso periodo abbiamo avuto un aumento, possiamo dire a livello spannometrico, del 30-35% in più di segnalazioni, di tentativi di effrazione e furti in se stessi. Il problema è generalizzato in tutte le frazioni, quindi non c'è una frazione particolare se non quella, diciamo, dell'Alto Trevigiano per ora, della zona di Godego Sant'Urbano, che è stata un po' martoriata, però è effettivamente un problema. E allora da Castelfranco ripartiamo, perché la vittima dell'ultimo maxi colpo da 350.000 euro e che si è trovata di fronte anche i ladri è la nota farmacista Matilde Gariboldi Muschietti, che per qualche giorno si è allontanata dalla città ancora sotto shock. Non ce la faccio a stare a casa, guardi, è proprio, ho passato qualche sera da una mia amica e adesso siamo qui a un paio di giorni e dopo ritornano anche i miei vicini di Pianerotolo. Via dalla casa in cui si è trovata faccia a faccia con i ladri, se n'è andata per qualche giorno insieme alla figlia Matilde Gariboldi Muschietti, sorella dell'ex primo cittadino Franco, con la famiglia titolari della storica farmacia Alla Gatta di Piazza Giorgione, vittima dell'ennesimo furto in abitazione nella Marca. Un bottino importante tra orologi antichi, Rolex
Rolex e gioielli, almeno 350.000 euro. I ladri però, entrando in casa sua, hanno portato via anche qualcosa di intangibile ma dal valore inestimabile, la libertà e la bellezza di stare soli. Non ho mai avuto paura di stare a casa da sola, proprio per me la casa mi dava serenità, poi quel posto, tranquillità, protetta mi sentivo. Purtroppo mi ha scatenato questa paura incredibile che dico io non ho mai provato. La sua casa, quella ritenuta più sicura, ecco perché i gioielli di famiglia si trovavano lì, una casa in cui sta diventando difficile restare. L'unica cosa dico, sono ancora qua, incolume, sana, ed è l'unica cosa che mi fa pensare che poteva andare ancora peggio, però le dico è un trauma, uno shock che io non auguro a nessuno. La torcia puntata in volto, il ladro con la cassaforte in mano che le passa accanto per poi calarsi giù dalla grondaia insieme al complice e scappare oltre la muretta di cinta. Matilde cerca aiuto e trova i vicini di casa. Siamo andati tutti su, è brutto perché li ha trovati incappucciati con col passamontagna e sono saltati proprio giù. È facilissimo perché qua a Grondaia sono come i gatti quella gente lì. Anche i carabinieri stessi dicono che c'è un allarme proprio di furti tremendi. Grande solidarietà espressa dalla comunità di Castelfranco, dove la famiglia Muschietti è conosciuta e ben voluta. In tanti questa mattina hanno fatto visita alla farmacia per chiedere notizie ed esprimere la loro vicinanza. Tanti colpiti dall'ennesimo furto messo a segno. Mi dispiace, proprio mi dispiace di cuore, loro lo sanno, gli andrò anche a dire. Guarda, è stato un colpo grosso per noi ieri sera a sentire una cosa del genere. Secondo me sono un gruppo che si spostano, perché 20 giorni fa erano a Conegliano, Vittorio Veneto. Impianto di allarme, telecamere, tutto quello che era possibile fare l'abbiamo fatto, speriamo bene. Continuano le indagini sulla tragica morte di Giulia Mauri, lo ricorderete, travolta e uccisa da un 24enne alla guida di un furgoncino in strada Ovest a Treviso. Il giovane non stava usando il cellulare, si è appurato e ha rivelato soffro di improvvisi svenimenti. Soffro di improvvise perdite di coscienza, sono queste le parole dette ai sanitari dal 24enne che lo scorso 3 giugno travolse ed uccise Giulia Mauri. Il giovane, che era alla guida di un furgone, aveva spiegato ai medici subito dopo l'incidente di soffrire di questi repentini svenimenti. Insomma, il guidatore potrebbe aver avuto un malore nel momento esatto in cui il mezzo è finito contro la povera Giulia. La procura ha disposto che il ragazzo nei prossimi giorni venga sottoposto ad un esame medico, un accertamento sanitario in contraddittorio con la formula dell'incidente probatorio. Solo così si potrà verificare se e da quale patologia sia affetto il guidatore. Non solo, ma sono anche terminati i riscontri sul cellulare del 24enne. Il ragazzo, al momento della tragedia, non stava telefonando e nemmeno inviando messaggi. Eppure il furgone, quel drammatico giorno, è uscito di strada invadendo completamente la pista ciclabile e travolgendo Giulia, che era in sella alla sua bicicletta. Un impatto violentissimo. La ciclista, 38 anni, era stata letteralmente spinta nel fiume Botteniga. Nonostante i soccorsi immediati, il cuore della giovane portata in ospedale aveva cessato di battere poco dopo. Giulia quel giorno doveva andare a mangiare dai genitori. In sella alla sua bici si era diretta verso l'abitazione della mamma e del papà, ma si era dimenticata in ufficio le chiavi di casa ed era tornata per recuperarle. Giunta sul ponte del fiume, la tragedia. Sul posto tante persone che avevano tentato disperatamente di aiutare la 38enne. Troppo gravi le lesioni riportate. L'investitore, portato in ospedale in stato di shock, era stato sottoposto agli esami tossicologici, risultati negativi. Se il guidatore fosse davvero affetto da questa sindrome, ci sarebbero ulteriori interrogativi. Come il giovane possa aver ottenuto le certificazioni mediche per il rilascio dei documenti di guida. Entra in farmacia e si accascia a terra, è caduto a Postioma di Paese. Una donna di 79 anni di Trevignano, Elda Basso, è morta stroncata da un infarto. La tragedia poco dopo le 9 di questa mattina, immediata la chiamata al 118, mentre il personale della farmacia avviava le manovre per la rianimazione in attesa di medico e infermieri del SUM. Per anziana purtroppo non c'è stato nulla da fare. È giunta in farmacia anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Montebelluna che hanno identificato la 79enne.
Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra poco. C'è da registrare però, ci sono da registrare le reazioni alla vittoria alla Casa Bianca, al ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che diventa il 47esimo presidente degli Stati Uniti, lo era già stato dal 2016 al 2020, battendo nettamente Kamala Harris, e le reazioni dal Veneto e dalla Marca sono prima di tutto reazioni del mondo economico. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. I proclami di Donald Trump, eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti, fanno esultare la borsa americana, ma il mondo economico europeo ha molto meno da festeggiare, e con esso quello di casa nostra. Nord-Est e Veneto intravedono nuovamente all'orizzonte le politiche di chiusura già imposte da Trump nel primo mandato, e in un panorama internazionale ulteriormente complicato da allora, visti i conflitti in corso, nuovi vincoli e nuove tassazioni rischiano di pesare doppio. Siamo preoccupati dal fatto che gli Stati Uniti, che sono il terzo partner commerciale dell'Italia, possono avere in Trump, come nel precedente mandato, un presidente che impone dazi e barriere doganali. Questo sicuramente non farà bene alla nostra economia e all'economia dell'Europa. Contromisure è difficile prenderne perché abbiamo una grande potenza che consuma, quindi noi siamo piccoli rispetto a loro. I dazi sicuramente loro li metteranno di più di qualche prodotto, e noi dobbiamo continuare a esportare e trovare esportare nuovi prodotti, ampliare quali sono le nostre offerte. Non abbiamo strumenti per poter combattere contromisure contro gli Stati Uniti, la trovo assai difficile. Sperimentare nuovi prodotti e mercati alternativi per l'export, dice Pozza. Quello europeo è un mercato esaurito, le nuove piazze sono altre. I mercati alternativi sono gli Emirati, sono comunque l'India, possono essere anche l'Africa con il piano Mattei, ma lo stesso anche i mercati asiatici e Vietnam. Luca Paolazzi, direttore scientifico di Fondazione Nord-Est, non è dello stesso avviso e sposta l'attenzione dal tema export, focalizzandosi sullo stato di salute del tessuto produttivo del vecchio continente, che deve, dice, riprendere a basarsi innanzitutto sulle proprie forze e i propri consumi. Occorre una politica europea che stimoli la domanda interna, anziché basarci sull'export nei mercati all'estero. Occorre un cambiamento di rotta. Per fortuna la Banca Centrale Europea taglierà ancora i tassi di interesse e questo ci aiuterà. La politica, poi la reazione della politica, c'è l'analisi del politologo trevigiano Paolo Feltrin che dice Trump potrebbe riservare delle sorprese come tanti poi presidenti repubblicani. E poi c'è il centrodestra che esulta e il centrosinistra che invece fa un autoesame dopo la vittoria netta di Trump. Ha stravinto il presidente Trump, e a differenza del 2016 quando è stato eletto presidente, del 2020 quando ha perso le elezioni contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo. Tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latinoamericani e dei giovani, gli under 30 hanno votato Trump. Il centrodestra veneto esulta alla vittoria di Donald Trump, data per incerta fino all'ultimo dagli analisti e poi materializzatasi con numeri impressionanti. Ha promesso la pace il neoeletto presidente americano ed è sull'auspicato ritorno a una stabilità internazionale che la politica punta i riflettori, tanto da far passare in secondo piano il timore per nuovi dazi e vincoli all'export italiano. Preoccupazioni ne abbiamo sempre, storicamente e ciclicamente, però è anche vero che i nostri imprenditori non hanno paura di affrontare i mercati, li affronteranno, e ovviamente coscienti del fatto che devono avere al loro fianco un governo che li difende. Per il presidente di ANCI Veneto Mario Conte, il largo consenso ottenuto da Trump è il frutto del malgoverno democratico. Evidentemente Biden è riuscito a fare talmente tanto male da far addirittura rimpiangere e rivincere Trump. Adesso Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti e con lui il paese Italia dovrà confrontarsi. Attendiamo di capire, al di là dei proclami delle campagne elettorali, quali saranno le reali politiche del presidente Trump e soprattutto quale sarà la visione di Trump nei confronti dell'Unione Europea. La pesante sconfitta incassata da Kamala Harris e dai democratici americani scuote politicamente il centrosinistra, chiamato a una riflessione sulla capacità di far presa sull'elettorato. È evidente
che una parte ampia della classe media in America come in Europa ed anche in Veneto si sente esclusa ed impoverita. È un messaggio che anche noi progressisti dobbiamo cogliere, naturalmente non soffiando sulle tensioni e sulle paure, ma invece costruendo un modello di società davvero inclusiva, una proposta alternativa che possa parlare a tutte le fasce sociali. Le congratulazioni al 47esimo presidente degli Stati Uniti sono state espresse dalle massime cariche dello Stato. La presidente Giorgia Meloni ha parlato di nazioni sorelle e di un legame strategico che sarà rafforzato ancora di più. Ora, dopo le promesse elettorali, Trump lo si attende alla prova dei fatti. Per il politologo Paolo Feltrin potrebbe riservare delle sorprese. Che in realtà è più facile per un presidente di destra fare accordi internazionali che per un presidente di sinistra. Ricordiamo Nixon e Kissinger, il famoso accordo con Mao Zedong, oppure ricordiamo Reagan Gorbaciov. La vera domanda è: Trump ci stupirà e ristabilirà relazioni più normali, tra virgolette, con Deng Xiaoping e la Cina? Questo è il vero interrogativo. E poi, conclude Feltrin, c'è invece una certezza. Il debito pubblico crescerà, ma con esso anche crescerà enormemente il PIL americano. E questo farà da traino forse all'economia mondiale. Ecco, quindi è vero che ci sono 1000 fattori di preoccupazione, ma è meglio sempre guardare il bicchiere mezzo pieno che il bicchiere mezzo vuoto. Torniamo alla cronaca di casa nostra. Spacciava a Treviso, nelle zone di San Liberale e del Parco delle Stiore, individuato un nigeriano di 30 anni. I carabinieri lo stavano tenendo d'occhio da tempo. Per un pusher trentenne è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Veneto, provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Treviso. L'uomo nigeriano, domiciliato a Treviso e già noto alle autorità per precedenti di polizia, è ritenuto responsabile di numerose cessioni di sostanze stupefacenti, alcune delle quali a minorenni, nelle aree della parrocchia di San Liberale e del Parco delle Stiore di Treviso. L'indagine, che ha visto l'impiego di risorse investigative specializzate, ha permesso di accertare la frequenza e l'ampiezza dell'attività di spaccio da parte del pusher, quantificata in oltre 800 dosi nel periodo tra aprile 2022 e dicembre 2023. Un giro d'affari di oltre 40.000 euro. La misura cautelare adottata dall'autorità giudiziaria rappresenta un passo significativo per contenere le attività criminali, in particolare nelle aree più frequentate dalle famiglie e dai giovani. Cercano di vendere una casa all'insaputa dei veri proprietari e incassano anche una caparra consistente, svanendo poi nel nulla. La truffa a Montebelluna, 2 denunciati dalla Guardia di Finanza. C'è chi ha tentato di vendere il Colosseo, la Fontana di Trevi. I 2 truffatori pizzicati dalla Guardia di Finanza di Treviso si sono limitati ad una casa, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Un affare all'insaputa dei veri proprietari dell'immobile. Italiano lui, di origine marocchina lei. Il primo è un pluripregiudicato, noto per la sua lunga carriera criminale, che si è presentato come rappresentante legale di una società immobiliare dell'Alta Padovana intestata a sua cognata. L'uomo ha proposto l'acquisto per 120.000 euro di una casa a Montebelluna appartenente a una coppia di coniugi ignari e non intenzionati a vendere. Credendo di essere in possesso di un accordo preliminare, l'acquirente ha versato al truffatore 55.000 euro tramite bonifico bancario e 5.000 euro in contanti. Trascorsi 3 anni senza che la compravendita si concretizzasse, l'acquirente ha avviato una causa civile con l'agenzia immobiliare per recuperare i soldi versati, scoprendo così la truffa. In questi casi era importante prendere visione già del preliminare che doveva essere già stato sottoscritto tra la società immobiliare e la parte venditrice, quantomeno per riscontrare appunto la volontà della parte venditrice di alienare il bene, che in questo caso non era presente. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato che parte dei proventi della truffa, pari a 49.000 euro, erano finiti su un conto corrente di una società intestata formalmente alla
la cognata dell'indagato, sua complice, ma gestita effettivamente da lui. Gli altri 9.500 euro sono stati investiti in un'attività imprenditoriale per nascondere l'origine del denaro. I finanzieri hanno quindi denunciato l'uomo per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio con l'aggravante del danno patrimoniale rilevante. Il Tribunale ha emesso un decreto di sequestro preventivo di 9.500 euro all'uomo e di 49.000 euro alla parente. Sempre di casa parliamo, ma da un'indagine della Guardia di Finanza andiamo invece al problema della casa. Ne abbiamo parlato ieri dell'allarme sfratto in via Pisa a Treviso. Le 54 famiglie di via Pisa hanno ottenuto questa mattina dall'ufficiale giudiziario il rinvio dello sfratto al 2025, tuttavia la preoccupazione per il loro futuro rimane alta. Lo sfratto per 54 famiglie di via Pisa a Treviso è stato bloccato e rinviato al 2025, offrendo un temporaneo sollievo agli inquilini. L'ufficiale giudiziario che ha formalizzato il rinvio questa mattina recandosi sul posto ha confermato la decisione. Tuttavia la preoccupazione per il futuro di queste famiglie persiste. Gli appartamenti situati ai civici 16, 18 e 20 sono parte di un complesso immobiliare gestito con un sistema a scatole cinesi, una ditta affitta un'altra che poi subaffitta alle famiglie. L'immobile, che ospita 54 appartamenti, è finito all'asta a causa del fallimento di una ditta che aveva contratto un debito di 8 milioni di euro per la ristrutturazione. Nonostante gli inquilini fossero sempre regolari con gli affitti, sono ora costretti a lasciare le loro case, vendute ad una terza ditta per 1.800.000 euro, senza possibilità di acquisto per le famiglie. Il centro sociale Django spiega che queste famiglie non hanno ancora trovato un'alternativa abitativa e non intendono andarsene. Anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso preoccupazione per la situazione che coinvolge più di 400 persone. Ovviamente siamo preoccupati perché si parla di un numero importante di nuclei familiari. Ho sentito poi delle dichiarazioni dove l'amministrazione avrebbe dovuto comprare quell'immobile, cioè fantapolitica, giusto per scaricare le responsabilità. Ecco, credo che in questa fase non ci siano responsabilità da scaricare, ma soluzioni da trovare. Il mio pensiero va alle famiglie, ovviamente sarà nostra cura cercare di metterci in contatto con la nuova proprietà per capire quali sono i programmi e soprattutto per chiedere delle garanzie nei confronti di questi nuclei familiari. Prima di andare in pubblicità, una notizia che colpisce il mondo del cinema, del teatro e della televisione: il cordoglio di tanti colleghi per la morte all'età di 70 anni dell'attore trevigiano Fabio Sartor, nato a Castelfranco il 12 ottobre 1954. Sartor ha lavorato in teatro con registi come Giorgio Strehler, Peter Stein e Luca Ronconi. Al cinema ha collaborato con Piero Schivazappa, Gabriele Salvatores in Nirvana, Mel Gibson nella Passione di Cristo, Peter Greenaway, Giuseppe Piccioni, Pappi Corsicato e Florestano Vancini. Ha lavorato anche con Wim Wenders e poi anche tanta televisione. I colleghi lo ricordano come un attore di grande carisma sia nel teatro che nel cinema che in televisione. La morte appunto di Fabio Sartor a 70 anni. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, per parlare di investimenti sulle strade a livello regionale, e sono strade che investimenti che riguardano anche la Marca trevigiana. La Regione è al lavoro sulla manovra di bilancio. È un intervento importante per una delle arterie principali dell'intera regione, la strada regionale 308 del Santo, quello deciso dalla prima commissione consigliare riunita nella sede di Palazzo Ferrofini, come spiega il presidente Luciano Sandonà. Gli utili CAV, circa 35 milioni nell'anno, nella manovra di assestamento del bilancio, verranno destinati in parte a Pedemontana Veneta, ma in parte anche alla viabilità ordinaria per degli interventi di manutenzione ordinaria, quindi di riasfaltatura. Per quel che riguarda la strada regionale 308, quindi a partire dai comuni di Campodarsego fino a Castelfranco Veneto, verranno destinati circa 6 milioni di euro per una riasfaltatura complessiva dell'arteria stradale. I lavori interesseranno in particolare i comuni padovani di Campodarsego, Borgoricco, Camposampiero e Loreggia, e nel trevigiano Resana e Castelfranco Veneto. Altri 3 milioni di euro resteranno nel padovano e andranno alla strada regionale 516 Piovese.
La sanità ha una stanza per i pazienti che accedono al servizio di emodinamica all'interno del reparto di cardiologia dell'ospedale di Castelfranco e devono essere monitorati e che dopo 12 ore potranno tornare a casa. Si chiama Cardio Lounge, un percorso di cura più veloce, dice il direttore generale dell'ULSS Francesco Benazzi, con l'obiettivo anche di ridurre le liste di attesa. Come si sta in questa stanza? Benissimo. Come a casa? Forse meglio qua. Quindi si sta bene qui dentro? Sì, è la prima volta però. Mario e Antonio, insieme ad altre 4 persone, la giornata oggi l'hanno passata qui, nella Cardio Lounge, la nuova sala, 60 metri quadrati, realizzata all'ospedale San Giacomo di Castelfranco per il monitoraggio diurno dei pazienti sottoposti a coronarografia, angiografia di altri distretti vascolari, angioplastica coronarica in regime di day hospital. Persone che alla fine della giornata potranno tornare a casa. Un percorso di cura che prevede tempi di recupero più veloci e migliora la convalescenza. Vi do 2 numeri: a Castelfranco facciamo circa 2000 procedure all'anno, di cui 700 angioplastiche e coronariche. I pazienti possono venire la mattina e se ne vanno via la sera, non tutti ovviamente, tutti quelli che fanno solo la parte diagnostica e un 20-25% di quelli che fanno l'angioplastica, quindi un intervento importante al cuore. Noi selezioniamo le caratteristiche per la dimissione, quindi quelli a basso rischio, ma vuol dire entrare, fare un intervento molto delicato al cuore e andarsene via alla sera. La rivoluzione per i pazienti che accedono al servizio di emodinamica arriva dal nord Europa, un cambio di approccio reso possibile anche grazie alla tecnologia che ha consentito di fare interventi senza entrare dall'arteria femorale ma accedendo attraverso l'arteria radiale. Questo fa sì che ci sia un controllo dell'emostasi molto più efficace, ma soprattutto il paziente a fine procedura si alza e cammina. Degli interventi che ovviamente la cardiologia decide, i medici decidono che possono essere fatti in giornata e quindi i pazienti possono tranquillamente tornare a casa senza essere ricoverati. Questo significa ovviamente umanizzare i servizi, ma significa anche utilizzare al meglio le risorse. La prossima Cardio Lounge è destinata all'ospedale di Treviso. È un obiettivo ambizioso che oltre ad efficientare il sistema riduce il rischio di infezione, che sapete essere nelle aree ospedaliere molto importante. Un mese fa la morte ad Asolo di Sammy Basso, è passato un mese dalla tragica scomparsa, l'eco del cordoglio per questo straordinario giovane di Tezze sul Brenta è ancora vivo e alcuni suoi amici lo hanno ricordato domenica in una corsa particolare. Lo sentiamo sempre presente con noi, ogni volta che corriamo, che facciamo qualcosa è sempre con noi. Ha lasciato un segno profondo nella comunità, è proprio uno di noi, sempre con noi. Sammy è sempre con noi, manca certo, ma lui c'è, lo sentiamo. Sono le parole degli amici del giovane di Tezze sul Brenta affetto da progeria che si è spento la sera del 5 ottobre durante una festa. Non riusciamo ad interagire con lui direttamente, ma chi l'ha conosciuto o chi l'ha vissuto riesce ad interagire con lui in un modo diverso. Un mese senza Sammy, 30 giorni senza il biologo amico di tutti che tanto ha fatto per far conoscere la malattia che provoca l'invecchiamento precoce. Ha girato il mondo, gli Stati Uniti, ma anche la Cina con l'associazione italiana Progeria Sammy Basso, coinvolgendo le istituzioni, il mondo dello spettacolo, quello accademico e della scuola, uomini di cultura e di sport. Il grande sogno di Sammy era di trovare una cura e sconfiggere la progeria, un sogno che oggi continua a correre anche grazie ai Sammy Runners. Domenica con queste magliette hanno partecipato alla maratona di Istanbul. Prima lo portavamo a spasso con la Jolette e adesso, una cosa aperta un po' a tutti, lo portiamo nel cuore. Io almeno lo porto nel cuore. Ho fatto il mio miglior tempo da sempre, anche per merito di Eyob Faniel, che è il ragazzo di Bassano, che è una potenza, una forza della natura anche lui, e amico anche lui di Sammy, quindi tutta questa cosa che si è messa assieme ci ha portato a fare un bel tempo, ma la prima maratona senza di lui non vorrei dirlo perché c'era più delle altre volte. Cosa vi direbbe Sammy in questo momento? Abbracciatevi e vogliatevi bene, te voglio bene.
È un progetto unico in Italia, un'iniziativa unica in Italia, un progetto che vede coinvolti 600 studenti. Parliamo delle scuole che reinventano Treviso attraverso un celebre videogioco, Minecraft. Reinventare Treviso attraverso il celebre videogioco Minecraft. È partito il primo progetto inserito nel programma di eventi e azioni che ha fatto vincere alla città il premio Greenleaf Città Verde 2025. Attività che prende ispirazione dalla rete formata da città come New York, Londra, Los Angeles, Amsterdam e Buenos Aires e dal programma Schools Reinventing Cities. In Italia Treviso è la prima. È bello dare un'idea di città e di sviluppo futuro prendendo gli strumenti digitali non utilizzati probabilmente dalla mia generazione, ma sicuramente dai ragazzi, e quindi utilizzare uno strumento attuale, moderno, per studiare la città del futuro in termini ambientali. 600 ragazzi coinvolti, 33 classi, 12 primarie, 13 medie e 8 superiori che si impegneranno per ridisegnare in digitale Treviso in chiave sostenibile attraverso Minecraft, videogioco che consiste nello scavare e costruire con diversi blocchi 3D gli ambienti della vita quotidiana. La versione Education è stata progettata appositamente per permettere di costruire nuovi mondi e risolvere problemi insieme. Parte dell'iniziativa anche Each Farm, responsabile della formazione dei docenti. Educare i ragazzi all'uso delle tecnologie e del digitale anche con il gioco. I migliori progetti per ogni ciclo scolastico saranno premiati a un grande evento aperto alle scuole partecipanti il prossimo aprile. E quando abbiamo iniziato a utilizzare lo strumento con loro erano sicuramente molto più preparati di noi e di qualsiasi insegnante, perché chiaramente è uno strumento che utilizzano tutti i giorni anche per tante ore. E sicuramente indirizzarli nella direzione dell'ambiente, della sostenibilità, dell'uso consapevole sarà un grande successo e avremo sicuramente grandi risultati. A proposito di economia solidale e sostenibilità, torna da lunedì il Quattro Passi Festival. Un incontro tra generazioni, un'occasione di confronto sulla tutela dell'ambiente. Torna al Festival Quattro Passi che farà di Treviso il centro della sostenibilità e dell'economia solidale nella settimana dall'11 al 18 novembre. 30 eventi in diversi punti del centro storico, dai talk agli spettacoli, senza tralasciare i bambini, per cui saranno organizzati laboratori e attività per le scuole. Il festival è diventato maggiorenne e da questo siamo partiti per ragionare su un festival che includesse in particolare i giovani e quindi che cercasse un'alleanza, un dialogo con loro. Quindi cerchiamo di, in tutti i panel, avere oltre una parità di genere anche una parità di presenza di età, di giovani, per provare insieme a attivarci per un oggi e per un domani che sia sostenibile. La sostenibilità arriva quando una società ha preso coscienza di quella che è la situazione, di quello che vuole per il futuro. Treviso sta crescendo anche in questo, sotto questo aspetto, sta maturando. Treviso è matura, Treviso vuole essere più matura e vuole, in base a quello che è il titolo di quest'anno, colmare questi spazi. Calo demografico, clima, transizione energetica, parità di genere ed economia sostenibile. Alcuni dei temi che saranno trattati e approfonditi durante le giornate del festival, eventi ospitati nelle sedi museali di Treviso. Quando si parla di sostenibilità, quando si parla di ambiente, non si può non tener conto la cultura, cioè la cultura è quel substrato dove tutto accade. Si parla di benessere ambientale, di benessere dei cittadini e la cultura contribuisce molto a questo concetto di welfare culturale dedicato appunto ai cittadini. Adesso andiamo nel Bellunese. Partiamo dall'economia, dal lavoro. Potrebbe nascondere risvolti inquietanti la notizia dell'ingresso di Meta in Essilor-Luxottica, analisti al lavoro per sondare il futuro del colosso mondiale dell'occhialeria che ha base ad Agordo e filiali in Italia e in tutto il mondo. È sicuramente da tenere alta l'attenzione, ma al momento io non voglio neanche pensare che ciò possa accadere. Ciò che potrebbe accadere, il presidente della provincia Padrin non lo vuole pensare né dire, è l'incubo evocato negli ultimi decenni, e cioè il trasferimento della produzione luxottica o parte di essa all'estero, magari a favore di paesi più convenienti. È quanto ipotizza nel suo approfondimento sul quotidiano online Today il giornalista Fabrizio Gatti, che ha sondato il terreno dopo la notizia dell'ingresso di Meta di Mark Zuckerberg nel capitale proprietario di Essilor-Luxottica.
La formalizzazione dell'accordo prevede la cessione del 4-5% di azioni per un controvalore di 5 miliardi. Una collaborazione, ha rivelato lo stesso Zuckerberg in un'intervista dello scorso luglio a The Verge, che potrebbe far diventare EssilorLuxottica per l'Europa e per l'Italia quello che Samsung è diventato per la Corea del Nord, tradotto dall'essere la principale azienda di occhiali al mondo a diventare una delle principali aziende tecnologiche del mondo. In questo momento non ho nessuna indicazione che mi porti a questo. Mi limito alla lettura di queste notizie. È chiaro che sono notizie estremamente negative e che vanno ovviamente approfondite. Nella sua rubrica Controcanto, il direttore editoriale di Today, Gatti, parla della recente inchiesta della Procura di Milano che ha coinvolto l'erede di Del Vecchio, Leonardo, indagato con l'accusa di avere beneficiato dei dossieraggi dell'agenzia Equalize per il presunto monitoraggio della fidanzata e di alcuni familiari che si contendono l'eredità del cavaliere morto nel 2022. L'inchiesta fino ad ora non ha causato contraccolpi al colosso dell'occhialeria. Le vere incognite si celano dietro l'affare Meta, rivela Today, perché potrebbe portare in futuro al trasferimento del baricentro produttivo di EssilorLuxottica oltre Alpe, magari con un ridimensionamento dei posti di lavoro in Italia. Nel giorno dei funerali di Leonardo Del Vecchio, il suo storico braccio destro, nonché presidente onorario di Luxottica, Luigi Francavilla, sul futuro dell'azienda mise a tacere subito i falchi. Ho sempre detto per iscritto che non resteremo qua per altri 3 secoli. Per il resto non lo so. Lei non molla, lei è sempre tutti i giorni in ufficio. Ci rimango finché le gambe tengono e il cuore. Io penso che il radicamento nel nostro territorio sia talmente forte che non oso neanche pensare che ci possa essere uno spostamento, anche un ridimensionamento, anche alla luce dei risultati che l'azienda sta facendo nel mondo. Quella di venerdì sarà una giornata complicata per gli utenti del servizio di trasporto pubblico per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle principali sigle sindacali. Stamattina al tavolo della prefettura c'è stato un vertice per affrontare la situazione. L'astensione dal lavoro sarà di 24 ore nelle cosiddette fasce di garanzia di Dolomiti Bus, definite dalle 5:40 del mattino alle 8:10 e dalle 12:10 alle 15:40. Sono previsti solo i servizi di trasporto assolutamente indispensabili, cioè il 30% dei servizi essenziali per la generalità degli utenti. Sono confermati gli scuolabus per scuole materne ed elementari e il trasporto delle persone con disabilità. Valgrande, nel territorio montano del Comelico, oggi ha ospitato l'esercitazione di protezione civile Val Natisone 24, vediamo le immagini, un'iniziativa promossa dall'ANA e con la collaborazione del Comando Truppe Alpine dell'Esercito Italiano e l'Ente di Sanità Alpina. Qual è l'obiettivo? Testare e migliorare l'efficacia della risposta congiunta a situazioni di emergenza in ambiente montano, affrontando scenari realistici e difficili, simulazioni di soccorso e assistenza sanitaria per i volontari e i militari impegnati in attività operative e logistiche con un focus particolare sulla gestione sanitaria di emergenza. Lavorare insieme in tempo di pace per essere più efficaci e tempestivi durante eventi emergenziali, ha commentato durante il briefing l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacini. È della Cadorina Alessandra Masi la foto del giorno della NASA, sullo scatto della sera del 15 ottobre alla quella che è stata definita la cometa del secolo, immortalata nel cielo di Tai di Cadore. La Astronomy Picture of the Day, la foto del giorno scelta dalla NASA oggi, è quella del meraviglioso scatto della fotografa cadorina Alessandra Masi, che lo scorso 15 ottobre è riuscita a immortalare il passaggio della cometa del secolo, la Tzu Chin Shan Atlas, nel cielo di Tai di Cadore. L'immagine è spettacolare e fiabesca. Sono molto soddisfatta che la NASA abbia apprezzato questa foto, una soddisfazione doppia perché ritrae una cometa in un momento particolare dove mostra anche la sua anticoda e soprattutto perché sono riuscita a ritrarla sul mio paese nonostante le forti luci della luna e le luci del paese. Non è il primo riconoscimento che la NASA tributa ad Alessandra Masi. In precedenza la galleria quotidiana APOD della NASA aveva selezionato una fotografia di Masi il 19 febbraio 2021 che ritraeva Giove e Saturno vicini con una
splendida luna che faceva capolino sempre sulle Dolomiti, ma stavolta sopra il cielo di Pieve di Cadore. Per catturare con il suo obiettivo la cometa del secolo, Alessandra Masi è salita fino ai forti di Montericco. Avevo individuato questa postazione adatta per riprendere la cometa proprio vicino al Pelmo, che è una montagna per noi molto particolare, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, e soprattutto sopra il mio paese. Nonostante le bizze meteorologiche e la luce artificiale, d'un tratto il cielo si è aperto, permettendo alla fotografa lo scatto che le è valso il secondo riconoscimento della NASA. Masi, originaria di Vallesella di Domegge, vive a Pieve di Cadore, è fotografa sostenitrice della Fondazione Dolomiti UNESCO e socia dell'Associazione Astronomica Cortina Stelle. Mi sono associata all'Associazione Astronomica Cortina Stelle, che mi ha dato lo spunto, lo spirito, la voglia di ritrarre e di rincorrere questi eventi particolari, per cui il mio ringraziamento va soprattutto a loro, che sono stati da stimolo per questa mia passione. E con i complimenti doverosi ad Alessandra Masi si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. Arrivederci.